Piogge e maltempo mettono a dura prova il territorio e di emergenza idrica si è parlato in un convegno a Saierino di Argenta nel Ferrarese, un convegno promosso dal Consorzio della Bonifica di Renana in cui sono stati presentati i progetti per mettere in sicurezza il territorio. Nel vostro convegno avete parlato di attività progettuali, concretamente in che cosa consiste un'attività, un progetto per l'acqua di superficie? Ma intanto porteremo l'acqua in una zona che non ce l'ha, in Sinistra Reno, nelle zone di Caldelara di Reno, dove l'acqua viene presa da pozzi sotterranei. Noi la porteremo prendendola dal CER, quindi dal Po. E anche in destra porteremo acqua più sicura, quella del Po, rispetto all'attuale approvvigionamento da Reno con tutte le precarietà conseguenti. Che sono dovute ai fattori meteorologici, quindi più o meno disponibilità di acqua all'interno del fiume. Sicuramente, e sicuramente la scarsità, che è accentuata anche dai cambiamenti climatici, ha dato luogo a fenomeni veramente critici. Ecco, qual è la valenza ambientale del progetto sul sistema idraulico? Sicuramente il fatto di mettere una fonte di approvvigionamento in più, che è quella del riutilizzo dell'acqua del depuratore, che ci permetterà di risparmiare acqua del Po, quella del CER, e acqua del Reno. Quindi avremo più acqua per il deflusso minimo vitale nel Reno e indirettamente anche nel Navile e nel Savena abbandonato. Sicuramente il contrasto alla subsidenza, perché prenderemo acqua di superficie e non acqua sotterranea, e sicuramente ristoro delle aree naturalistiche lungo il Reno, penso alle oasi naturalistiche o aree simili. Il Reno è tra le principali fonti idriche di superficie del nostro territorio. Se si esclude l'acqua che è derivata dal Po, ecco, quali soluzioni proponete per stabilizzare i livelli idraulici del fiume Reno? Il fiume Reno non solo è una delle nostre importanti fonti di acqua di superficie, oggi circa il 10-15% dell'acqua che noi distribuiamo, che sono 70 milioni di metri cubi all'anno mediamente per usi irrigui e produttivi, viene dal fiume Reno, ma soprattutto nel nodo idraulico di Bologna, che è alimentato dal sistema Reno e Chiusa di Casalecchio, ci aggiungerei anche i bacini di Suviana, è un settore dove si incontrano esigenze diverse, tutte idroesigenti, con una presenza di acqua nel fiume Reno sempre minore, ma non tanto perché piova meno, ma semplicemente perché oggi la normativa ambientale ci obbligano a curare i fiumi più di quanto l'uomo abbia fatto nel suo passato e a fare in modo che il minimo di flusso vitale all'interno dei fiumi, e questo vale certamente per il Reno come tutti per gli altri corsi d'acqua naturali, sia adeguato a favorire l'equilibrio ambientale del fiume. Quindi, a differenza del passato, dove il fiume Reno era a servizio dell'uomo, soprattutto della città di Bologna, oggi viceversa è l'attività dell'uomo che deve tener conto delle esigenze del fiume, ed è cambiato completamente il paradigma. È per questo che oggi è sempre più indispensabile trovare forme di risparmio dell'acqua o di approvvigionamento di acqua, di mantenere più acqua in Reno possibile. Oggi nel nodo idraulico di Bologna si scontrano gli usi irriguo, l'uso igienico ambientale, l'uso per la produzione di energia elettrica e quello turistico, oltre alle esigenze del fiume. Rispetto al passato siamo veramente in un'altra situazione, e oggi tutte le azioni coordinate che si possono immaginare per mantenere più acqua nel Reno, e soprattutto durante il periodo estivo, dove le acque sono naturalmente più scarse, sono fondamentali. Ecco, Presidente, quali sono le funzioni che un invaso lungo il Reno può svolgere sia in caso di piena che di estrema siccità, come poi avviene spesso negli ultimi anni? Sono fondamentali. Noi alla fine nei torrenti come il fiume Reno abbiamo troppa acqua, spesso durante il periodo di solito era quello autunnale invernale. Oggi i cambiamenti climatici ci pongono anche emergenze in questi giorni, il che in passato avveniva molto più di rado, e quindi siamo assolutamente nelle condizioni di dover quest'acqua catturarla
quando ce n'è molta per averla disponibile quando ce n'è poche. Gli invasi che ci sono spesso, soprattutto come risultato di attività estrattive, sono ben distribuiti anche nel fiume Reno a monte della città di Bologna e della chiusa di Casalecchio, possono essere una risorsa importante. Noi già ne gestiamo uno, quello del Reno Vivo, nell'ex cave Sapaba, fu realizzato dalla provincia di Bologna, oggi l'abbiamo in consegna noi, sono 800.000 metri cubi a pochi chilometri dalla chiusa di Casalecchio, che noi teniamo invasati fino a tutto il mese di agosto e utilizziamo, centelliniamo quando alla fine della stagione estiva, dove le acque per la città di Bologna sono le più scarse, riusciamo ad alimentarlo attraverso questo bacino. Noi vorremmo riprodurre quello che è stato realizzato nel bacino Reno Vivo in altri bacini in modo tale da poter avere in futuro più acqua. Molta attenzione all'utilizzo dell'acqua che c'è, ma soprattutto anche grande attenzione ad avere più acqua in futuro. Ormai assistiamo periodicamente attraverso anche i media le alternanze, grandi secche e livelli pericolosi delle acque nei fiumi. Ecco, da cosa dipende questa alternanza? È un fatto dovuto al cambiamento climatico oppure ci sono anche altri fattori che concorrono a determinare queste condizioni? Ma per noi senza dubbio si chiama cambiamento climatico, infatti ci sono dei periodi lunghissimi di scarsità idrica e di siccità alternati a momenti molto brevi in cui una pioggia molto intensa, bombe d'acqua, cade in un territorio e questo territorio ha molte difficoltà per il diflusso dell'acqua stessa. Quindi questi cambiamenti climatici introducono anche nuovi concetti di pianificazione che devono essere ovviamente più performanti. La regione Emilia-Romagna è debitrice alle Alpi dell'acqua che arriva al canale Emiliano-Romagnolo. Negli anni di siccità le quantità disponibili per l'agricoltura possono essere messe in discussione? Sì, possono essere messe in discussione perché se c'è una scarsità idrica e l'acqua viene trattenuta tutta a monte, ovviamente il canale Emiliano-Romagnolo è l'ultima presa che abbiamo e quindi questo può andare in difficoltà. Ovviamente gli osservatori che noi riuniamo sistematicamente servono proprio per mettere d'accordo i portatori di interesse ed evitare conflitti tra territori di monte e territori di valle. Ricordo che il fiume Po ha alcune caratteristiche molto importanti, ad esempio i grandi laghi alpini regolati da cui possiamo derivare l'acqua necessaria per evitare l'intrusione del cuneo salino nel delta e anche una diminuzione di portata che dia delle cose molto negative a valle, come ad esempio la mancanza di acqua per il canale Emiliano-Romagnolo. L'acqua nei momenti di criticità, quindi quando ci sono dei periodi di siccitosi, è un elemento indispensabile per l'agricoltura. Ci sono progetti che voi avete già in atto per utilizzare le acque che sono depurate. Questi progetti quindi vanno avanti, ma soprattutto che valenza hanno sul territorio e qual è l'impatto positivo sull'agricoltura? Allora, il territorio della pianura bolognese, come si sa, è povero di acqua e quindi bisogna utilizzare tutte le fonti che la rendono disponibile. Un tema molto attuale è quello dell'utilizzo dell'acqua proveniente dai depuratori. Ovviamente bisogna dare particolare attenzione a quella che è la qualità e quindi il Consorzio ha messo insieme una rete di punti di monitoraggio e periodicamente va a controllare che queste acque siano, possano essere utilizzate per l'uso irriguo. Nel nostro territorio ci sono circa 35 depuratori, molti di questi sono l'unica fonte primaria per l'irrigazione di alcune zone. Faccio riferimento in particolare al territorio del Castel San Pietro Terme, dove il depuratore insieme a 2 laghetti collinari montani sono le uniche fonti per irrigare una zona molto sensibile dal punto di vista irriguo. Abbiamo presentato ed è stato finanziato nell'ambito del piano di sviluppo rurale un progetto di oltre 2 milioni di euro. È un progetto che ha creato anche delle sinergie di fatto con la regione, il consorzio di bonifica e il comune di Castel San Pietro Terme, che ha messo a disposizione 6 ettari di terreno per la realizzazione di questo lago.
In termini di volume che cosa significa questo progetto? Volumi di acqua mi intendo. Allora, in termini di volume vuol dire circa 200.000 metri cubi all'anno. Perché l'idea del lago? Perché i depuratori producono acqua continuamente per tutto l'anno e la stagione irrigua invece dei nostri territori dura da marzo a novembre, quindi è possibile nei momenti in cui quest'acqua non può essere utilizzata per l'irrigazione arrivare a stoccarla in dei laghi opportunamente predisposti. Tempi di realizzazione? I tempi di realizzazione dovrebbe il lago essere realizzato entro il 2020, quindi a partire con un utilizzo fattivo nella stagione irrigua 2021.